commenti, vabbè. Decorato. Che dice Decorato? Dice, via i delinquenti dalle case Heller. Ecco. Russo mia, che dice? I sopravvissuti della ruzzocchera mia, che dico? Dice, via i delinquenti da casa mia. Ecco, parla uno per tutti. Ehi, minchiate, Marco Travaglio. Tutte le cose che racconta Travaglio, e anche di più, sono nel 27938/04. Gli autori, Questurini e Togati d'Italia, meraviglie varie. Ma perché? Perché gli italiani amano così tanto la supposizione, l'insinuazione e odiano come la morte la realtà, gli atti, i fatti, certi e vicini, presenti? Niente se marmaglia è il Questurino, il Togato, il eccetera, il crimine. Se è del Questurino, del Togato, andrebbe ascritto a supercrimine. Dice, oh no. E si dice Capretta è sempre più interdetta. Lane Gordon, 10 dicembre alle ore 16:49. Auguro, dice alla sindaca Stellara di Milano, ai 2 venga presidenti d'Italia, di ricordarsi di essere sindaco e presidenti, persone appartenenti al genere umano. Milano e Italia canaglia contro Russo cara mia famiglia. Oh, Russo cara mia canaglia contro Milano e Italia meraviglia. 27938/04 e poi buon Natale a tutti, agli italiani, buon Orinale. 333 vomiti, che dice? Dice, signora Capretta, mi inviti alla sua fattoria, dice, sono un agnellino da latte, dice, non si preoccupi, l'alimento lo porto io. Ancora 333 vomiti. Dice, i Togati d'Italia sono gli unici che fanno vera informazione? Punto di domanda. Dice, imbastiscono e conservano dossier segreti contro i cittadini. Questo sì. 27938/04 e poi, ma anche prima. Ma loro parlano sempre solo di Berlusconi, di Dell'Utri. Sempre quelli. Sempre quelli. 333 uomini ancora, dice. Andrea Speziara, dice, ha pubblicato un commento sul tuo profilo. Dice. E che dice? Dice, massimo rispetto per i Questurini, i Togati, dice, e a tutti gli sfigati d'Italia. Ci siamo capiti? Basta dire che sono dei balordi. Tanto, lo sappiamo. E quando li abbiamo uccisi, avete ucciso i Questurini e i Togati d'Italia, gli sfigati d'Italia. Dice, quando li abbiamo uccisi, dice, mi pare che non ci siano stati molti di questi problemi, no? Ma mi cavolo ne so. Ma come questo Andrea Speziale è fuori di testa. Castritta, che dice Castritta? A Capretta. Dice 27938/04 e poi dice quella bella, mandare a memoria, dice, almeno la sacra notazione Pacquonia, dice, e poi se ne parla, dice, volante assassinata, Questurini d'Italia, dice, Vucombra, e così, una canzone, vabbè. Dice, i soldi servono per mantenere e accurare i numerosi Questurini d'Italia pestate dal nulla facente. Quello della sacra notazione Pacquonia. Dice, adesso il pestatore è chi? Grande vecchio. Dice, pesta e ride. E mo che diventa più giovane. Ancora Capretta, dice. È un titolo di un altro video.
calci a senza tetto, come i vigili di Verona preparano la città al Natale. So questurini d'Italia, disgraziata, la canaglia, la marmaglia so proprio, al servizio del cittadino dicono che sono. No, sono al servizio del Conatino. Laura Tragni, che dice? Laura Tragni dice, via la russo cara mia dall'Italia. Sì, va bene, questo è proprio, sì, va bene. A risposta della Capretta, dice, l'Italia è la russo cara mia, dice, tutto il resto è Italia, con la G. Dice, volanda assassinata, dice, Questorini d'Italia, Vucumbra. Vucumbra è Capretta è diventata. Ancora Capretta, dice, è una questurina d'Italia, dice la calciatrice Fulham. Meglio, dice, avere a che fare con lupi affamati e cani rabbiosi. Dice, in Italia, dice, la polizia non è al servizio del cittadino, è al servizio del Conatino. Ecco, l'avevo già detto, ecco, c'era arrivata prima. Pasquale Roberto, De Angelis Giuliano e Francesca Corriero, c'è anche la foto, 3 dei numerosi questurini pestati dal nulla facente della Sacra Notazione Pacco. Ancora non si sono ripresi, le cure sono a carico nostro, insomma, a carico nostro, no, di Capretta, do grande vecchio, eccetera, no? E poi dice, e a mo' basta! Ha detto Capretta. Ma basta, dice, veniteveli a prendere, manteneteveli, curateveli, voi. Dice, ma basta, veniteveli a prendere, manteneteveli, curateveli, voi. Ecco che ancora Laura Tragni, c'è Laura Tragni ancora, dice, e giovedì, che umiliazione, andare in fabbrica a servire il tuo padrone. Chi? Dice, Angelo Russo, ciuccia coglioni a tutta quanta la famiglia Berlusconi. Russo merda, porco. Vabbè, ma questa è Laura Tragni. Ha risposta la Capretta, o Castretta, come cazzo si chiama, dice, e che c'entra Berlusconi? Dice, Milano, Italia canaglia contro Russo cara mia famiglia. O Russo cara mia canaglia contro Milano, Italia meraviglia? E risponde alla domanda, che cazzo c'entra che esce fuori con gli insulti là e poi il nome da Berlusconi? Sono i questurini d'Italia, i togati d'Italia, le merde abusive d'Italia che, dice, via da casa mia, a Laura, Berbun. Ecco, sono quelli che devono andare a lavorare, che devono uscire fuori dalle... ma mica Capretta gli può dare da mangiare per tutta la vita. Comunque dice Capretta, parla in prima persona a nome di tutti i sopravvissuti della Rosso cara mia, dice, io pago spese e tasse e loro mangiano, vivono, li sbocciano e sputano. Mamma mia, Capretta contro i lama, contro i lupi e i lama, lupo lama, ecco, sono lupi e sono lama, il lupo lama. Dice, non c'è più religione, il Papa ha ragione, ai tagli a via del coglione. Però, dice, che scatena tettamanzi, dice, è un amico di stalla, in mezzo del cammin di propria vita. È un mezzo di 35 anni. Alle tette, dice, è un mezzo, trans. Il problema è della sindaca Stellare, del vice sceriffo di Milano, dei due Menga, presidente d'Italia. Dice, rivolta alla Laura Tragni, dice, questa tarantola, o vedova nera, è lo stesso, dice, è troppo ignorante. In affitto era da considerarsi al suo uso, invitandola a formalizzare una dichiarazione
di quello che diceva, insomma. Sono due puttane immonde.